Io sono Casagrande Luciano, abito in questa casa da 5 anni. Qua siamo nella zona della Val Trippera, che è dalla chiesa di San Pietro di Feletto, l'antica Pieve, e siccome avevo una chitarra ho detto perché non fare una cosa nuova e invece di appenderla dentro appenderla fuori. Allora sono andato alla ricerca, sono andato a prendere delle varie chitarre, ho trovate a Padova a costi irrisori, magari non funzionanti o rotte. Noi siamo, io e la mia ragazza Elena, siamo delle persone ospitali, dunque anche oggi sono passate delle persone, cercavano la Val Trippera, dunque gli abbiamo spiegato, volete bere un caffè, cioè così. E siamo così, insomma, ospitali. Dopo la mia ragazza si occupa di campane tibetane, lei fa bagni sonori così, e tutto nel mondo olistico, natura e creazione, roba alternativa che ultimamente ci vuole per vivere, per fare qualcosa di diverso, visto che il mondo è diventato molto monotono.